Eccoci pronti, buongiorno, ben trovati a TG2 Italia. È venerdì, siamo in chiusura settimana, ma noi mica vi lasciamo soli, ci mancherebbe altro, lunedì saremo qua puntualissimi. Allora, oggi vogliamo parlare di qualcosa che ci piace molto, perché? Perché ha dell'incredibile per quanto riguarda per esempio la robotica, l'intelligenza artificiale, insomma tutto quello che riguarda un po' il nostro futuro, ma anche il presente, perché tutto questo viene applicato nella nostra quotidianità, quindi vedremo anche come verrà applicato. Poi, essendo venerdì, abbiamo questa rubrica bella, perché andremo in giro insieme per l'Italia, quindi andremo a vedere degli itinerari incredibilmente belli, dove possiamo anche trascorrere il nostro weekend, quindi insomma vedremo anche indicazioni su questo, e poi le notizie, le date che commenteremo con Giusy Francese, appunto una giornalista de Il Messaggero. Adesso però, prima di andare a questi argomenti, proprio oggi inizia la seconda udienza per quanto riguarda il bambino Eitan. Ricorderete che è rimasto solo proprio nella tragedia del Mottarone. Allora noi andiamo a Tel Aviv, dove c'è pronto Giancarlo Gioielli. Buongiorno Giancarlo, spiegaci allora un attimo che cosa deve accadere in questi 2 o 3 giorni. Allora, in questo momento qui siamo nell'atrio del Tribunale dei Minori di Tel Aviv. Dietro a quelle transenne c'è l'aula dove si sta svolgendo l'udienza, un'udienza a porte chiuse perché riguarda il minore. Il punto è che il bambino è stato affidato, dopo la tragedia in cui sono morti i suoi genitori, il fratellino e i bisnonni materni, è stato affidato alla zia paterna, la zia Aya Biran, che viveva in Italia con i suoi genitori che avevano un permesso di soggiorno per studio per 5 anni. Il bambino è stato affidato alla zia Aya, ma il nonno materno, Shmuel Peleg, lo ha portato qui in Israele usando un aereo privato che aveva affittato da Lugano, e in violazione, così sostiene la zia, così sostiene la giurisprudenza, della Convenzione dell'Aia, perché il bambino era affidato alla zia, non poteva uscire dall'Italia se non con la sua autorizzazione. Lo ha portato qui in Israele. La zia a questo punto, noi dovremmo vedere le immagini del momento in cui sono arrivati prima dell'udienza, ha chiesto che il bambino le venga immediatamente restituito sulla base della Convenzione dell'Aia, che è sottoscritta anche da Israele, una convenzione che stabilisce che un bambino affidato ad una figura parentale, perché i genitori sono morti, non può essere portato fuori dai confini del paese dove risiede, e lui ha la residenza in Italia, se non con l'autorizzazione della persona a cui è stato affidato. Il nonno chiaramente questo non lo ha fatto, quindi la zia chiede l'applicazione di questa convenzione, chiede che il bambino le venga consegnato immediatamente, possa riportarlo in Italia, possa iniziare finalmente le scuole. E dall'altra parte il nonno e tutta la famiglia Peleg, che lo sta aiutando, praticamente lo circonda, vive intorno a lui, è arrivato qui in tribunale. Lui sostiene che il bambino è un bambino ebreo, che il suo naturale luogo di crescita è Israele, qui in Israele deve stare, qui in Israele deve crescere. Questo è il punto, diciamo così, che sono i 2 punti su cui si appellano le 2 famiglie, un punto di diritto e una mozione degli affetti, diciamola così, chiamiamola così, da parte della famiglia Peleg. Il giudice deve stabilire se in questo caso si applica o no la Convenzione dell'Aia. Poi l'affidamento del bambino definitivo, perché il primo era in via provvisoria, verrà deciso il 22 ottobre dal giudice italiano, che è il giudice naturale per queste cose. Ma nel frattempo il bambino con chi sta? In questo periodo, fra la prima e questa udienza, il giudice ha deciso che passasse alcuni giorni con la zia Aya, che è venuta qui in Israele dall'Italia, e alcuni giorni con il nonno Shmuel, di fatto mettendo le 2 famiglie sullo stesso piano, cosa che ha irritato abbastanza gli avvocati. Quindi scusami, ecco Giancarlo, volevo un attimo andare proprio al punto, no? Hai spiegato molto bene la situazione. Allora, in questa udienza o quella di questi giorni non si deciderà il bambino a chi sarà affidato, ma soltanto in relazione al Tribunale dell'Aia, giusto? Ho capito bene? Esattamente, si deve decidere se il bambino è stato
tra virgolette, rapito, Ecco. la Convenzione parla di Bene. trasporto illecito di minore, comunque insomma sostanzialmente questo, oppure se il nonno in qualche modo aveva il diritto di portarlo qui e quindi non si applica la Convenzione dell'Aia, e poi a questo punto potrebbe aprirsi un contenzioso giudiziario Certo. notevole, che sicuramente Altri non fa scenari. bene a un bambino che è reduce da una tragedia di questo tipo. Esatto. E questo è il punto su cui insiste la zia. E Esatto, anche la famiglia Giancarlo Federico Gioielli, Tanti. ti ringrazio tantissimo, buon lavoro, Prego. hai fatto bene a ricordare che Ecco, in ti mezzo... posso solo... Sì, dimmi. Ti posso solo aggiungere che entro oggi alle 4 finirà l'udienza e poi, se non sarà raggiunta una decisione, si continuerà domani sera, dopo la festività ebraica di Shabbat, alle 19 ora italiana, e un'ulteriore udienza potrebbe essere fissata per domenica all'1 ora italiana. Entro domenica comunque la sorte di Eitan verrà decisa. Decisa. Grazie davvero Giancarlo Gioielli, è giustissimo quello Grazie che hai a voi, appena buona detto, giornata, buon lavoro. che appunto in mezzo a tutta questa diatriba ci sta un bambino di 5 anni e questo che noi dobbiamo, su questo noi dobbiamo porre l'attenzione. Comunque speriamo insomma che le cose poi si sistemino il prima possibile. Allora adesso vogliamo parlare invece del nostro futuro, ma un futuro che, permettetemi di dire, è anche già molto presente, il futuro a portata di tutti, perché vogliamo parlare, come vi ho detto, di robotica, di intelligenza artificiale, ma guardate che tutte queste cose riguardano la vita nostra di tutti i giorni. Allora intanto vado a salutare Bruno Siciliano, professore di robotica, Università Federico II di Napoli. Che piacere averla qua, grazie. Grazie a voi dell'invito. Ci aiuterà molto, perché tra l'altro proprio in questi giorni, ieri c'è stata l'inaugurazione di una manifestazione molto interessante che si tiene proprio a Roma, ecco perché anche il professore è qui, che si chiama Maker Faire, giusto? Sì. E allora noi andiamo subito a vedere di che si tratta, che cosa c'è là, perché abbiamo veramente il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale, abbiamo detto, professori, poi vengo da lei. Giorgio Pacifici, buongiorno, dove ti trovi? Buongiorno, sono qui a Roma e ci sono grandissimi stand, questo è il più grande, uno dei più grandi di tutti. Siamo in un'area recuperata, industriale, ai piedi del gazzometro, e qui proprio abbiamo le novità della robotica italiana e non solo. È una robotica orientata verso il servizio agli altri. Siamo qui con Francesca Negrello, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che ci illustra un robot un pochino particolare che vedremo subito. Benvenuti al Joint Lab. In questo spazio cosa trovate? Troviamo innanzitutto un robot avatar industriale e poi una zona pilota. L'idea qual è? Di fatto è quella di andare a creare un'interazione un'integrazione potremmo dire tra una persona e un robot, in modo tale da trasportare quelle che sono le abilità anche manuali di una persona in un contesto che può diventare anche remoto. Adesso vedete di fatto un robot che ha delle forme semi-antropomorfe, con 2 braccia, una testa e una base mobile, che è collegato direttamente al nostro pilota Mario, che di fatto tramite questo dispositivo di realtà virtuale vede attraverso gli occhi del robot e muove le mani come se fossero le sue. Qui quindi siamo praticamente a presenza di un robot, non quello di Star Trek, della fantascienza, di Star Wars, ma un robot che aiuta veramente gli umani, perché in caso di terremoto, in caso di lavori industriali, queste enormi arti, queste enormi braccia robotiche sono in grado di spostare dei pesi giganteschi, ma per fare questo ci è voluto tanto. Che cosa serve per costruire un robot così importante? Quali sono le vere difficoltà? Allora, innanzitutto serve un team con competenze molto variegate, perché si passa dalla meccatronica fino alla parte di architettura software e controllo. Quindi innanzitutto il primo punto di forza è il team. In secondo luogo il secondo punto di forza è avere delle aziende che ci diano dei feedback concreti, dei casi applicativi concreti in cui andare a giocare il nostro robot, e questo è uno dei punti di forza del nostro laboratorio, in cui ricerca e il mondo dell'industria si incontrano. A un certo punto si pensava che la realtà virtuale, cioè questi visori, fosse spunto solo di giochi. In realtà qui abbiamo delle cose concrete, e l'operatore che vedete che sta appunto azionando è in realtà un ricercatore con anni di studi dietro le spalle per qualcosa che sicuramente sarà importantissimo per tutti noi.
Grazie Io Giorgio. direi che con questo primo collegamento abbiamo concluso, vi ridiamo linea allo studio. Ma certo, poi torniamo da voi perché ci sono tante cose. Professore, a questo punto ho bisogno di lei, però mi deve aiutare. Proprio Giorgio ha appena detto tutto quello che abbiamo visto, che è soltanto una piccola parte, poi vedremo delle cose incredibili in questa manifestazione, Maker Faire. Tutto questo può essere applicabile alla vita di tutti i giorni e darci un grosso aiuto, un grande aiuto. Già questo accade attraverso, per esempio, questi robot che vediamo, che sembrerebbero appunto Odissea nello spazio, invece no, ci servono, ci aiutano. Sì, assolutamente. Il futuro è davvero ora. Insomma, questa è stata un'intuizione di 5 anni fa. Noi abbiamo pensato che il Maker Faire, che attrae una platea ampia, perché per esempio l'ultima volta che si è fatto in presenza alla fiera nel 2019 sono stati 100.000 visitatori. Quindi in effetti l'idea è stata quella di coniugare il mondo della creatività, dell'invenzione, dell'innovazione dei makers con, l'ha detto Giorgio, l'hai detto anche tu, con l'eccellenza della robotica italiana. È vero. Per cui in questi anni abbiamo portato i migliori laboratori di ricerca italiani e addirittura anche quelli europei, anche perché l'Italia è ottimamente posizionata in Europa e nel mondo per quanto riguarda la ricerca in robotica e intelligenza Abbiamo artificiale. degli ingegneri incredibili, Sì, anche lei fa parte di questa schiera, lo dico io, non lo dice lei. Senta professore, c'è una cosa che volevo sottolineare, mentre guardavo appunto questo robot con questa mano allungata eccetera e aiuterà anche immagino nelle aziende magari con grandi pesi, quindi arriva il robot e aiuta la persona, l'umano, lei poi ce lo spiegherà meglio, pensavo però anche per esempio alle ragazze delle Paralimpiadi che hanno vinto la gara di corsa, no? Quindi di atletica. Anche lì credo che ci sia tutto questo, guardate che sono veramente delle cose incredibili che aiutano davvero l'uomo a vivere bene. Assolutamente, quello è il concetto di robot indossabile. Nel caso delle Paralimpiadi, tipicamente gli atleti indossano un robot come protesi, questo tecnicamente si chiama endoscheletro. Ecco. Però non è solo il fatto di avere per esempio il rimpiazzo di un arto, per caso di una... Che lo stiamo vedendo, professore, anche Bebe Vio, insomma veramente... Come no, ecco, come no. Ma c'è anche un altro discorso importante, che è quello dell'esoscheletro, del robot che si indossa. Perché? Perché l'esoscheletro è nato per aiutare le persone con dei disturbi sensomotori. Pensiamo per esempio a una persona colpita da ictus, una persona che magari è confinata su una sedia a rotelle. La sua attività neuronale è lucida, è perfetta. Certo. Per cui il robot che dà supporto fisico è collegato alle terminazioni nervose e consente alla persona di avere un ritmo di vita quasi normale. Quasi normale. Lo stesso esoscheletro per ora, che è stato pensato da un punto di vista della riabilitazione, ora viene utilizzato anche per esempio dai tecnici di officina, oppure da chi fa un lavoro manuale pesante. In che modo, professore? Proprio praticamente? Indossando una suite che grazie alle tecnologie sui materiali è sempre più leggera, quindi è sopportabile, è sempre più ergonomica e questo contribuisce a ridurre i disturbi muscoloscheletrici delle persone. Cioè lei mi sta dicendo che per esempio l'operaio in un supermercato, tanto per essere molto pratici, quando deve andare a sollevare dei pesi molto importanti non lo fa proprio di sua forza, ma interviene questo esoscheletro come lei lo ha definito. Per esempio nell'ospedale di Odense in Danimarca hanno fatto un protocollo sperimentale in cui gli infermieri, indossando questo esoscheletro, possono trasportare i pazienti in braccio senza per un'emergenza, per una qualunque... Pensiamo per esempio al caso in cui c'è un disastro, oppure c'è devi prendere la persona in braccio e portarla magari... Assolutamente, quindi hai capito. Praticamente è un power extender, cioè un'estensione delle capacità sensoriali. Della forza sensoriale dell'uomo, che meraviglia tutto questo. Torniamo da Giorgio Pacifici perché lui oggi è proprio lì all'interno, no, di questa manifestazione che si tiene a Roma, abbiamo detto Maker Faire. Giorgio, dove ti trovi e con chi ti trovi? Ecco sì, sono qui alla Maker Faire, la nona edizione, ai piedi appunto di un'area recuperata al gazzometro, ma qui nella stand dell'avanguardia della robotica. E qui abbiamo con il ricercatore Manuel Catalano dell'Istituto Italiano di Tecnologia un robot che verrà o è già in azione presso gli ospedali addirittura, è semovente, lo vedete qui davanti a noi, e ha come particolarità anche quella di avere una mano, diciamo, abbastanza simile a quella degli umani che ci sta anche mostrando. Allora, Manuel, senta, che cosa si tratta? Come si chiama questo robot e perché lo avete ideato e a che cosa serve davvero?
Buongiorno a tutti, il robot si chiama Alter Ego e questo robot ha due caratteristiche particolari, ha dei motori che sono una traduzione meccanica di quello che sono i muscoli umani e ha delle mani antropomorfe che sono in grado di manipolare il mondo e interagire con il mondo e quindi anche con le persone. Perché è d'avanguardia? Perché sarà così utile? Perché questo sistema è particolarmente semplice, anche se nella sua complessità meccatronica, è in grado di intervenire nel mondo ed può essere utilizzato da persone che non sono neanche esperte di robotica e quindi possono in qualche modo catapultarsi dentro il sistema, come stiamo vedendo alle nostre spalle dove c'è un operatore che lo sta utilizzando, e intervenire in zone che o non sono accessibili in quel momento oppure in cui bisogna fare delle operazioni. E l'Istituto Italiano di Tecnologia è all'avanguardia per la riproposizione di una mano elettronica, una mano vera. Qui abbiamo la stessa stretta di Alter Ego, è replicata dalla ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e ci daremo in questo momento la mano, vediamo un po' se riesce a riprenderla. E devo dire che è una stretta bella forte, quindi diciamo che è più forte della mia. E quindi complimenti, perché è difficile da far vedere così, ma insomma vi assicuro che è una mano artificiale e tecnologica. Vedere. Permettimi di sottolineare questa cosa che tu ci stai facendo vedere, perché commentavamo anche ovviamente con il professore qui in studio, con Bruno Siciliano, che questa signora è una ricercatrice, quindi fa ricerca proprio su quello che poi la riguarda molto da vicino, quindi evidentemente, no, professore, ha una motivazione doppia, certamente, giusto? Sì. Tecnologica e anche ovviamente etica, no? Perché la dimostrazione che questa è una tecnologia utile anche per sgombrare il campo dagli equivoci che a causa del robot che deve sostituire l'uomo c'è la perdita dei posti di lavoro, c'è la disoccupazione e così via. Noi dobbiamo guardare in termini assolutamente positivi a questa tecnologia. Certo. Lo diceva Manuel, che io saluto, io li conosco tutti ovviamente. Immagino, certo. Lo diceva Manuel, cioè il punto fondamentale, la sfida, il futuro è molto prossimo, a condizione che noi saremo in grado di utilizzare questi strumenti in maniera intuitiva. Alla stessa stregua con cui per esempio utilizziamo uno smartphone, un tablet. Lei dice anche queste cose, questi oggetti. Però professore, io ho una curiosità, no? Sì. Perché a volte magari ci viene anche un po' il timore, perché tutta questa tecnologia è incredibilmente meravigliosa. Guardiamo le immagini di queste tre ragazze, della gioia che hanno dato a tutti noi, che hanno avuto loro. Quest'anno abbiamo vinto tutto. Mamma mia, abbiamo vinto tutto, professore. Anche è il Nobel della fisica di Giorgio Parisi, che saluto. Giorgio Parisi, appunto. Comunque, detto questo, torniamo un attimo a noi, che c'entra molto anche il Giorgio Parisi su queste grandi invenzioni. Però l'intelligenza artificiale, no, di cui tanto si sente parlare, ma non è che a un certo punto va a superare la nostra intelligenza, quella umana, e magari poi si combinano guai, perché poi sa, la tecnologia quando va troppo oltre, che dice? Allora, questo è vero, infatti diciamo, in campo scientifico si parla di sentient machines, cioè di macchine che sono così intelligenti e che quindi memorizzano tutti i comportamenti umani, che a un certo punto la macchina può risultare più o meno felice o infelice, simpatica, antipatica, e sviluppare dei sentimenti. Però ecco, in questo l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'uomo. Però sarà una fonte preziosa. Certo. E va utilizzata bene, professore, no? D'accordo su questo. Assolutamente. Certo, dal punto di vista etico, esattamente. Quindi... Infatti, tra l'altro noi in Italia abbiamo creato la roboetica con un workshop che tenemmo a Sanremo, a Villanova. Che bella questo 2004. binomio di queste due parole. La roboetica. La roboetica, perché stupendo. Rispetto all'intelligenza artificiale, a tutti gli algoritmi più intelligenti, la robotica, come si è visto nei filmati, aggiunge la dimensione fisica. E nel momento in cui infatti si parla di intelligenza artificiale fisica, di tecnologie dell'interazione, nel momento in cui si aggiunge la dimensione fisica, diventa ovviamente difficile prevedere le conseguenze che un sistema muovendosi è come un po' l'auto autonoma che potrebbe investire o meno il passante. Esatto, proprio questo, professore. Senta, stiamo vedendo una meravigliosa immagine di una casa strepitosa, modernissima, che forse ancora pochi anni abbiamo, però ecco, la robotica, l'intelligenza artificiale, la distanza, quindi anche mi viene in mente per esempio la telemedicina, no? Certo. Quanto è importante proprio per magari dei pazienti, ma l'abbiamo visto anche con il Covid, con il Covid, professore. I sistemi di telepresenza che hanno consentito ai parenti e agli amici di interagire con le persone nelle case di riposo, per esempio, no? Che erano in quarantena. L'abbiamo visto nel caso noi abbiamo
brillantemente realizzato lo smart working. Ecco, però se avessimo avuto una tecnologia robotica pronta, probabilmente sarebbe stato possibile anche realizzare il physical smart working, cioè la possibilità di, come con l'Oculus che avete visto prima, la possibilità per esempio di non rallentare la produzione, pensiamo a una fabbrica, a un'industria, con un'azione a distanza remotizzata, perché la tecnologia non è solo quella video, è anche quella tattile, aptica. Certo. Cioè, è possibile, certo. come avviene per esempio, digitale, diciamo, esattamente, no? come avviene per esempio in chirurgia, no? Che la robotica, la chirurgia robotica è uno strumento che offre al chirurgo meno esperto, al chirurgo stanco, affaticato, la possibilità di operare in notevolissima precisione. Certo, se pensiamo, professore, alla laparoscopia, abbiamo fatto veramente delle cose incredibili, no? Che si entra veramente con una piccola sonda, tutto attraverso i monitor. Mamma mia, che progressi meravigliosi. Un mondo affascinante. Un mondo affascinantissimo e ripeto, che riguarda tutti noi tutti i giorni. A volte non ce ne accorgiamo, ma noi facciamo utilizzo regolare di questo che stiamo vedendo. Torniamo da Giorgio Pacifici perché siamo tanto curiosi. Giorgio, penso che tu sia con un altro ricercatore, se non sbaglio, giusto? Sì, Marzia, sono qui con un altro ricercatore ed è una cosa particolare in questo stand della robotica all'avanguardia, perché qui si replica un po' la natura e in particolare i boa, i pitoni, scusate, i serpenti più grandi, amazzonici quasi, nella forma. Come vedete c'è un robot che si muove ed è a forma di serpente. Qui abbiamo appunto il ricercatore che l'ha progettato, che lo realizza, si chiama Carlo Canali dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Di che cosa si tratta? Perché questo robot serpente? Bueno, questo è un robot per ispezioni industriali, può aiutare l'uomo a effettuare ispezioni in ambienti pericolosi, magari a temperature troppo elevate. Lui è in grado di snodarsi, quindi entrare anche attraverso spazi angusti, che possono essere tombini, passi d'uomo, ispezionare cisterne, non teme alte temperature, mancanza di ossigeno e aiuta l'operatore a operare in modo sicuro. Ecco, adesso siamo in un momento in cui veramente si trovano nuove soluzioni per la robotica, perché per esempio potrebbe aiutare addirittura la polizia entrando in situazioni dove ci sono delle cose da registrare, oppure addirittura penso alle piramidi dentro quelle fessure. Quali sono le utilità davvero che si pensa di progettare per questo robot serpente? Cioè, questo robot può aiutare in numerose situazioni e in ogni occasione in cui l'uomo magari non può avvicinarsi all'oggetto che deve essere ispezionato. Quindi permette di lavorare in sicurezza, l'operatore può essere lontano mentre il robot effettua il lavoro pericoloso. Ma perché l'avete ideato? Da che cosa è nato lo spunto? Perché certo un robot serpente non è così semplice da pensare. No. Lo spunto è nato sicuramente da problematiche di tipo industriale, quindi entrare attraverso spazi che devono essere ispezionati, magari di strutture o infrastrutture che in qualche modo stanno invecchiando e vanno mantenute, vanno tenute sotto controllo. Quindi questo è stato ciò che ci ha ispirato. Da lì poi è nato tutto un lavoro di progettazione, di azione della soluzione, di cui vedete oggi il prototipo. Grazie, e qui alla Giorgio. Maker Faire, alla Fiera dell'Innovazione, veramente ci sono molti macchinari. Chiudo il collegamento, vi saluto e buono studio. E a te buon lavoro, veramente. Saluto anch'io, Giorgio. Ecco, salutiamo ovviamente Giorgio, lo ringraziamo tantissimo e questi ricercatori. Intanto, professore, io devo dire una cosa, è bellissimo vedere tutti questi giovani e prima facciamo riferimento al premio Nobel, appunto Giorgio Parisi, che fa un appello sempre, in tutte le sue interviste ha sempre detto la ricerca. Professore, quanto è importante? L'Italia potrebbe investire di più, soprattutto nei settori... Dobbiamo, professore, dobbiamo investire di più sulla ricerca. No? Oggi esce un articolo su Nature Italy, che è la versione italiana di Nature, a firma di Antonio Bicchi, che è il presidente dell'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, EMIA, in cui facciamo proprio un appello sul fatto che nel PNRR non si trova la traccia di robotica e intelligenza artificiale, a dispetto del fatto che poi il lavoro ministeriale che tutti i gruppi hanno fatto nel 2020 per il piano nazionale della ricerca, questo non ha trovato un corrispettivo per quanto riguarda gli investimenti, ed è un peccato perché i dati dicono che l'Italia non solo in campo industriale è il 6° paese nel mondo ed è il 2° in Europa dopo la Germania,
ma nel mondo della ricerca ci sono delle metriche delle metriche che misurano l'impatto della ricerca. Certo. Bene, su questi 3 indicatori che sono universalmente accettati, l'Italia è primo su una metrica ed è seconda agli Stati Uniti sulle altre 2. Assolutamente. Beh, allora dai, cioè, non possiamo perdere questa occasione. Senta, professore, intanto la ringrazio tantissimo, perché tra l'altro lei usa un linguaggio molto vicino alla gente, anche a me, quindi la ringrazio davvero tanto. E allora, adesso io la vado a salutare, spero di riaverla qui a TG2 Italia, perché tutto quello che abbiamo detto riguarda tutti noi, tutti i giorni, la nostra quotidianità. Professore, grazie davvero tanto. Bruno Siciliano, abbiamo detto, professore di robotica, Università Federico II di Napoli, sempre delle eccellenze arrivano da Napoli. Grazie davvero, professore.